Il Gardesano è a Peschiera in compagnia di Sergio Perini, che ha fatto della sua passione il suo lavoro, inventando oggetti molto utili ma anche molto curiosi. Qual è l'oggetto più curioso che ha inventato? Caviglione. Caviglione è un dispositivo da applicare agli scuri delle finestre, praticamente, per poter in sicurezza averle semi aperte e anche chiuse, insomma. Ed è una cosa che può essere utile specialmente ai primi piani, livelli bassi. Quindi è una cosa che ho fatto con piacere, insomma, ecco, che è nata da un fatto, cioè mi sono trovato uno zingarello in casa senza saperlo. E me ne sono accorto quando stava scappando, ecco, allora da quel momento ho pensato e ho fatto questa soluzione, insomma. E commercialmente è andata? Ma commercialmente sì, ne ho venduti una parte, poi ho ceduto il brevetto a una terza ditta, a una seconda ditta, voglio dire, e va avanti questo signore a farli, perché io ormai sono un pensionato e quindi ho voglia di fare il pensionato, però lavorando sempre e facendo sempre qualche cosa. Lei ha fatto un inventore tutta la vita? Beh, ho dovuto risolvere dei problemi comunque, sempre perché il mio lavoro consisteva nella costruzione di macchine utensili, mi portavano un pezzo e dovevo fare la macchina adatta alla costruzione di questo pezzo. E quasi sempre è stato così, insomma, ecco. E la sua passione com'è nata? È nata da piccolo, ho sempre avuto la passione per queste cose, tant'è che mia mamma aveva il negozio di tabaccheria. Quando mi voleva cercare diceva a suo papà, mio nonno, vai a cercare Sergio, guarda, però vai dal fabbro, dal meccanico delle biciclette o dal falegname, vedrai che lo trovi in quelle zone lì. E difatti quasi sempre succedeva così. È andata avanti molto così. Poi mia mamma ha capito che avevo questa passione, sono andato a scuola a Verona dai salesiani e ho fatto le professionali, diciamo, perché adesso sono le professionali, ma allora era proprio noi lavoravamo come studio, come ore di lezione, lavoravamo in officina 6 ore e la sera facevamo la lezione pratica, insomma, ecco, le lezioni normali. Quindi da lì ho sempre proseguito, poi ho fatto un lavoro, l'ho scelto perché mi piaceva molto e è andata avanti così, insomma. E l'invenzione di cui va più fiero? Beh, insomma, il Caviglione è già una cosa che è andata bene. Poi mio genero, che è medico della medicina del lavoro, ha dovuto risolvere un problema dentro nel suo ambito, insomma. Ed era quello di prelevare l'aria dai polmoni per poterla analizzare, perché lavoravano questa gente in ambienti poco sani, insomma, e dovevano portare un'apparecchiatura molto, molto pesante, molto complicata sui luoghi di lavoro. E invece questo brevetto che ho fatto è una specie di aggeggio nel quale si soffia e bloccando una leva si blocca l'aria dentro in questo apparecchio e mediante una siringa da una guarnizione poi estraggono l'aria e la esaminano in laboratorio, insomma, ecco, senza trasferire dal laboratorio alla ditta l'apparecchiatura che avevano bisogno loro. Invece ci parli un po' dell'azienda che aveva? Ecco, la mia azienda, ripeto, faceva macchine utensili per fare questi pezzi qua, in maniera da poter praticamente risolvere i problemi dei clienti. Non facevo una macchina, era però una macchina che poteva servire, era sempre la stessa, ma montata in diversi modi per poter fare i pezzi di qualsiasi persona, insomma. Ho risolto molti problemi per la ditta Bontempi, per esempio, quella dei giocattoli musicali. Ho fatto 17-18 macchine, altre ditte molto importanti. Ho mandato delle macchine in India, in Cina, in Brasile,
in altri paesi del mondo, insomma, poi per non parlare dell'Italia attorno alla Lombardia, poi anche, ripeto, a Bontempi e giù, anche in Italia centrale, insomma. E l'avventura con Bontempi com'è stata? È stato molto, molto interessante, perché mi aveva perfino chiesto di poter essere assunto da lui. Dico, guardi, io ho un lavoro avviato, ho la mia ditta e preferisco, se ha bisogno io sono a sua disposizione. Difatti di macchine ne abbiamo fatte diverse, insomma. Per esempio questo apparecchio, questa leva è il supporto per le astine dei piani musicali, insomma, dei piani che facevano loro. Adesso non le fanno più così, le fanno tutte elettroniche, ma una volta erano proprio dei tasti, delle barrette infilate di diverse lunghezze, da qui alla più lunga, che era il toni bassi, e usavano per i loro pianoforti, insomma, ecco. D'altronde lui aveva un grosso problema, perché per fare una barra di queste mi diceva che doveva spendere 25 o 30 minuti cada una. Con la macchina si faceva in tre minuti, insomma, ecco. Ha avuto molto, e da questa macchina poi me ne ha fatte fare molte altre inerenti ai suoi giocattoli musicali, insomma, che faceva. Hai in progetto qualche altra invenzione? Beh sì, qualche cosa sto facendo, per adesso non posso ancora dire niente, però ho sempre, quando vedo un problema o me lo sottopongono, io cerco di risolverlo, insomma, ecco, di qualsiasi tipo sia. Allora, in attesa della prossima invenzione top secret, grazie Sergio Perini. Va bene, ringrazio io.